Buongiorno. Buongiorno. Allora, per andare alle cascate Nardis abbiamo scoperto che c'è un bellissimo parcheggio a Molto bello. Carisolo. Carisolo. Mettiamo la posizione. Parcheggio libero. Sì, E senza poi- servizi però. No. Però c'è anche la navetta che se vuoi ti porta alle cascate Nardis. Però attenzione perché il venerdì non si può parcheggiare perché c'è il mercato. Eccoci e abbiamo iniziato stamattina con un programma per andare alle cascate di Nardis, però non a piedi, neanche col camper, ma con le nostre bici. La strada però per il camper è un po' stretta. Noi ci siamo passati alternandoci con le altre macchine, ma Se la uno vedo dura. ha un camper più di 6 metri, Là non c'è posto per scambiarsi. però conviene lasciare giù il camper e venire su magari con la moto o la bici elettrica. Ah, certo, perché no? Infatti noi facciamo così. Vado! Allora, io sono tutto quanto sudato perché sulle salite mi tocca pedalare di brutto. Questa è la mia bicicletta e guarda caso questa è quella di Orietta a pedalata assistita. Ma io sono Brava, tutta brava, fresca, brava, vedi? brava, brava, Sono brava. tutta fresca. Riparto, Vai, vai. Ciao. Vai, vai, aspettami però, aspetta. Questa qua mi tocca usare. Vai, vai. Mi tocca questa. Vabbè. Chissà perché mi tocca sempre questa. Eccole qua le cascate Nardis. Arrivati con la mia bici elettrica, sono andata benissimo. E Allora, tu? Io mi sono fatta 2 polpacci che non finiscono più per applicare. Allora, sta bici della Daio la stiamo provando da qualche mese, è veramente molto molto utile, soprattutto quando ci sono delle rampine, dei falsi Sì. piani da superare. Molto bella, molto A me bella. tocca sempre quella normale, non ho capito bene perché, ma così è. Dove sono le cascate? Eccole qua, così si vedono meglio. Adesso continuiamo il nostro viaggio. Sì, dai, andiamo a scoprire qualcos'altro, ma nel percorso devono esserci altre cascate. Non lo so, questa è la Val Genova, molto bella da fare, in bicicletta è tutta quanta asfaltata tra l'altro, almeno fino qui. Abbiamo risparmiato i soldi del parcheggio. Ah, sei un risparmiatore? No, ma sai cosa? Qui non saremo neanche passati col camper perché ci sono 2 metri di larghezza al massimo, Ah, ok. quindi bisognava per forza arrivare o con un'automobile Ma oppure se con... passa anche il pullman. Sì, ma fin là però, Ah, fino là. dopo deve fermarsi. Ok. Ci vediamo dopo. Il camper con? Orietta. E non solo!
strada da Madonna di Campiglio a Pinzolo c'è un campeggio FAE dove chi fa libera può fare il camper service tranquillamente. Però anche a Madonna di Campiglio siamo stati bene. Abbiamo parcheggiato in centro Sì, e anche dormito in Per- centro. per 3 notti di fila abbiamo dormito sulle righe bianche. Allora, in centro a Madonna di Campiglio c'è un laghetto e proprio di fronte c'è uno spazio dove sono le righe bianche. Fino alle 9 si può parcheggiare senza, e poi c'è un disco orario di 2 ore. Siamo stati lì tranquillamente a dormire e poi anche alla mattina addirittura è passato il vigile e ci ha salutato. Eravamo dentro, stavo facendo colazione, quindi il vantaggio di Avere un van, sì. proprio questo qua, che arrivi. Ribadiamo sempre queste cose qua perché è vero. E ripeto, non è tanto per risparmiare sui campeggi, ma il campeggio più vicino è a 8-9 km di distanza ed è veramente difficile arrivare poi in centro a Madonna di Campiglio. Devi prendere un autobus o poi avere una motocicletta, un mezzo tuo. E Noi siamo invece, andati a fare il servizio sì, di camper service e basta. Poi siamo andati in libera sempre. sopra Madonna di Campiglio, a 3 km circa, c'è uno spiazzo molto ampio da dove partono la funivia e lì si può parcheggiare col camper in maniera gratuita, tra l'altro. E poi da lì si può partire per fare delle escursioni. Guarda che roba bellina, abbiamo parcheggiato proprio in centro a Madonna di Campiglio. È il massimo. Il nostro Ducatino ci sta dappertutto, eh? E adesso andiamo a fare una bella passeggiata per il centro, che è qua a 2 Dai, passi. dai. Non 2 passi di montagna, è proprio a 2 passi di...